27 anni di causa civile e ieri la sentenza da rimborso milionario, più di 1,5 milioni ad una famiglia di Caltanissetta. Questo è l'epilogo di una battaglia giudiziaria portata avanti dai familiari di una donna morta per un caso di malasanità, condannato a risarcire la maxisomma il Ministero della Salute. Tutto inizia nel 1986, quando la donna cittadina nissena si reca a Catania in una casa di cura per subire un intervento chirurgico. Nella struttura sanitaria la donna contrae il virus dell'epatite C, degenerato in cirrosi epatica prima ed in tumore al fegato poi. Necessario un trapianto d'organo mai arrivato, poi la morte della donna nel 2009. Il dolore per la grave perdita ha indotto il coniuge dei figli ad intraprendere la causa contro il Ministero della Salute, responsabile di vigilare sulla raccolta e sulla distribuzione del sangue e degli emoderivati da destinare alla somministrazione. A rappresentare la famiglia due avvocati del Foro di Agrigento, Angelo Farrugia e Annalisa Russello. Il Ministero della Salute si è difeso sostenendo che all'epoca della trasfusione il virus dell'epatite C non era ancora stato riscontrato. Ma il Tribunale di Caltanissetta ha dato ragione alla famiglia, sostenendo che le conoscenze progressivamente raggiunte dalla scienza dagli anni 70 in poi avrebbero dovuto indurre il Ministero ad effettuare dei controlli. Non è il primo caso di maxi risarcimento ai danni per una trasfusione di sangue sbagliata, sangue per lo più in quegli anni proveniente dall'Africa e dall'Asia ad alto rischio patogeno e praticamente sfuggito a qualsiasi doveroso controllo da parte delle autorità sanitarie preposte. Da qui i casi di contagio di epatite e di HIV.